Allora, buongiorno e buon venerdì a tutti, spero che voi abbiate dormito meglio. La situazione attuale sulla Gru Ursus è quella che vedete, c'è stata la bora che ha soffiato forte tutta la notte, senza mai dare tregua. Come sapete, io sono qui a causa dell'inerzia, l'incompetenza e le furberie della nostra classe politica, con l'aggravante del sindaco Roberto Di Piazza che ci ha messo sopra un bel carico da 90 tanto da far precipitare la situazione in questo modo, costringermi a dover salire su questa Gru per avere giustizia, per vedere rispettati i miei diritti e gli impegni che ha preso il sindaco nei miei confronti. L'unica cosa che posso dire è che bisogna andare avanti, non è facile, bisogna resistere e io resisterò, non mollerò e vedremo fino a che punto riusciranno a andare avanti con questa dimostrazione di violenza gratuita. Vi stavo dicendo, vedremo fino a che punto andranno avanti con questa dimostrazione di violenza gratuita e questo spettacolo di